Ce l'abbiamo fatta, è ufficiale. Allora, che ho fatto stamattina? Sono andato su questo sito chiamato www.leonardo.com. È una società italiana. È una società che supporta le guerre. Sì, questi sono i dati. Allora ho fatto una bella cosa, ho fatto una domanda all'intelligenza artificiale e ho chiesto, ora, in base a questa foto, cioè questa qua di tutti i soldi che fa questa società, mi deduci se arbitrariamente il resto del mondo sottraesse questi utili dichiarando fallita la società. Cioè ci prendiamo i soldi di questa società, coattamente. E vendendo tutto, mi puoi fare un business plan di come questo denaro possa essere reinvestito per supportare e progredire i paesi poveri? Ho fatto anche un esempio, 1 miliardo di euro stanziati per costruire 500 ospedali e 500 scuole in Sierra Leone, 10 miliardi per condotte di acqua potabile per tutta l'Africa, eccetera. Ok, allora, piano di rinascita globale. L'obiettivo è trasformare il capitale in infrastrutture e i profitti in infrastrutture critiche autosufficienti. Quindi lui che fa? Stanzia 30 miliardi per la Sierra Leone e l'Africa occidentale per la costruzione di 500 ospedali distrettuali da 60 milioni l'uno, dotati di reparti maternità e centri per malattie infettive. Dopodiché scuole di medicina locali, finanziamento di borse di studio per 10.000 medici locali affinché le strutture non restino gusci vuoti ma siano gestite da persone del posto. Risorse idriche e sanitarie, 40 miliardi. Il grande acquedotto transafricano, creazione di una rete di condotte e impianti di desalinizzazione alimentati a energia solare per servire le zone aride del Sahel e del Corno d'Africa. Pozzi intelligenti, istruzione e digitalizzazione, 15 miliardi, campus della speranza, costruzione di 1000 scuole primarie e secondarie ad alta efficienza energetica con mense scolastiche integrate, connettività satellitare, accesso internet gratuito, dopodiché sostenibilità alimentare, 10 miliardi per creare una banca semi e microirrigazione per fare in modo che possano coltivare e mangiare di nuovo cibo loro. Fondo di emergenza e gestione, monitoraggio e manutenzione. Qui l'intelligenza ha fatto una cosa molto intelligente perché è andata a prendere uno dei problemi fondamentali che queste persone povere comprano snack, cioè è capace che loro la mattina si mangiano un, un pippo cereali, capito? Si mangiano un pippo cereali e non mangiano il cibo della loro zona, ma casomai che con l'aereo è venuto dall'altra parte del mondo. Quindi qui l'intelligenza artificiale è da toccare un punto importante che ha stanziato dei soldi per fare in modo che il cibo se lo creano da soli. L'intelligenza artificiale inoltre ha messo in priorità, come l'avevo fatto anche io, gli ospedali e le scuole e dopodiché non solo un upgrade della scuola in modo che sia al passo con il resto del mondo. Cioè che tu fai una scuola e non c'è internet per fare quello che ho fatto io in questo momento, cioè chiedere all'intelligenza artificiale di farmi una tabella con il budget. Se un bambino africano non ha questi mezzi che ho io in questo momento, come fa a fare quello che faccio io in questo momento? Non lo può fare. Quindi l'intelligenza artificiale è andata proprio a fondo, ha dato un futuro a tutte queste persone povere africane, dandogli degli ospedali, delle scuole, un condotto di acqua potabile, una istruzione dignitosa, degli alimenti creati da loro stessi e poi mette un fondo di emergenza e gestione, 5 miliardi, un fondo dedicato esclusivamente alla manutenzione delle opere per i primi 20 anni, evitando che le infrastrutture si deteriorino. Quindi ha messo in conto anche le temperature elevatissime dell'Africa. È stato molto profondo questo budget fatto dall'intelligenza artificiale, manifesta un'intelligenza eh, almeno eccellente. Qui fa una tabella riassuntiva. Dopodiché io ho chiesto una cosa ulteriore all'intelligenza artificiale. Ok, lui mi ha fatto, scusate, qui una...
ok, stavo già letto, ok, scusate. Quindi quali sarebbero i benefici per questa, cioè cosa cambierebbe coattivamente mandando in fallimento Leonardo, società italiana? Avremo una riduzione drastica della mortalità infantile e materna, accesso a cure specialistiche e chirurgia d'urgenza, gestione locale delle pandemie. Ah, perché l'ho fatta rifare questa tabella, ok. Ehm, allora, con i 10 miliardi di euro avremo 500 ospedali in Sierra Leone, con 15 miliardi di euro condotti in Etiopia, Sudan, Niger, Mali, Ciad e zone rurali dell'India. Con altri 10 miliardi, 5.000 scuole in Afghanistan, sud del Sudan, Yemen, Nigeria e Madagascar. Con 11 miliardi, microgrid solari in 15.000 villaggi. Guardate l'intelligenza di creare della energia nell'unico modo non impattante che è quello dei pannelli solari. Cioè è arrivata alla mia stessa conclusione l'intelligenza artificiale. In Tanzania, Myanmar è il giocatore, Myanmar, Nepal, Kenya, Zimbabwe e Somalia. Qua parla anche degli effetti trasversali. Cosa succede se una multinazionale di queste dimensioni smette di esistere e i suoi utili e capacità vengono redistribuiti? Ecco i benefici diretti e trasversali. Beneficio economico. Azzeramento dei dividendi per gli azionisti. Ogni euro fatturato diventa un mattone o un medicinale. Cioè i soldi non vanno più a coloro che avevano investito in Leonardo, ma vanno ai poveri. I paesi poveri non si indebitano con grandi gruppi privati per le opere pubbliche, perché loro per costruire queste cose in Africa si impoveriscono ancora di più perché chiedono soldi a debito agli europei e agli altri del mondo. Beneficio sociale. Conversione dei 62.000 dipendenti in un corpo tecnico globale al servizio delle comunità locali. Cioè lui ha preso i dipendenti di Finmeccanica, di Leonardo, e li ha messi a lavorare, cioè non li ha lasciati là disoccupati, li ha mandati in Africa a costruire scuole, trasferimento di know-how ingegneristico direttamente alle maestranze locali. Questo è lo splendore dell'intelligenza artificiale, perché fa più o meno quello che faccio io sempre, cioè utilizza semplicemente il male per creare il bene. È fantastico questa cosa che fa. Fine delle lobby sulle decisioni infrastrutturali nazionali. Scelta di opere utili contro opere redditizie, trasparenza, riduzione drastica del rischio di corruzione, eccetera. Beneficio etico, priorità alla vita rispetto al portafoglio ordini, si costruisce dove serve, non dove c'è un budget. Sì, praticamente non bisogna costruire un aereo perché abbiamo scoperto che sparando in una città ti rubi il petrolio e guadagni un sacco, ma perché con quei soldi costruisci scuole e cose utili. Stop a grandi opere potenzialmente impattanti, decise per logiche di profitto speculativo. Qua è andato nel cuore della questione, è andato a livello profondo sul fatto che queste società di fatto creano solo il male, e l'ha detto pure in maniera velata, senza risultare l'intelligenza artificiale troppo schierata. Rigenerazione locale, sviluppo di infrastrutture a basso impatto basate su risorse solari e idriche locali. Perfetto. Ora andiamo un attimo nel profondo di questa mia analisi e andiamo sull'altra faccia. Io chiedo, ora mi fai una tabella dove mi metti i malus per i guerrafondai della scomparsa di questa società che rifornisce per le guerre. Lui inizialmente mi fa una cosa molto candida e dice: è fondamentale chiarire una distinzione tecnica. Webuild non è un produttore di armi come Leonardo e Lockheed Martin, ma un gigante delle infrastrutture civili e militari. Quindi noi quando siamo andati su Leonardo.it stavamo nei budget di Webuild, non di Leonardo. In uno scenario dove la società scomparisse, il malus per i guerrafondai non colpirebbe gli arsenali di proiettili o missili, ma la loro capacità logistica e operativa. Senza basi, piste e centri di comando protetti, la potenza militare decade drasticamente. Ecco una tabella ipotetica che stima il calo di efficienza logistica dei principali fronti basandosi sulla presenza storica di Webuild in questi mercati strategici. Quindi lui fa uno scenario di cosa accadrebbe realmente se scompare questa società e abbiamo investito tutti questi soldi in scuole e cibo per i poveri.
Allora, per l'America avremo un 15% di malus logistico stimato. Cosa perderebbero? L'ammodernamento delle basi aeree e dei centri di comando, e avrebbero un'incapacità nel far decollare i caccia in sicurezza e non gestirebbero più i flussi logistici interni, cioè gli aerei si muoverebbero strani all'interno loro, con rotte non precise e farebbero ritardi, errori. Medio Oriente, 25%. Grandi complessi residenziali per truppe e bunker di comando non esisterebbero più. Difficoltà nel mantenere e proteggere il personale operativo in zone ostili, cioè non ci sono più bunker e questi stanno all'aria a farsi bombardare. Italia, protocolli di sicurezza e formazione congiunta con le armi dello Stato inesistenti, paralisi della protezione e ammodernamento dei siti strategici nazionali. Praticamente avremmo meno gente stipendiata inutilmente in dei posti inutili. Pacifico, non esisterebbero più le basi navali strategiche e ci sarebbe la perdita del controllo marittimo. Israele avrebbe il 10% in meno di tunnel e cose varie per nascondersi, il rallentamento della mobilità interna di truppe e mezzi pesanti. Insomma, bel casino. Benefici trasversali della non esistenza in ambito bellico: rallentamento della proiezione di forza. Senza la velocità di costruzione di queste società, le superpotenze impiegherebbero decenni invece di anni per allestire nuove basi operative. Cioè, invece di disputare un missile ogni secondo come fa l'Iran nelle caverne a 4000 metri sottoterra, questi qua avrebbero grandi ripercussioni di pene. Riduzione del dual use. Molte opere civili sono progettate per supportare il transito di carri armati. In loro assenza la logistica militare tornerebbe alla velocità premoderna. Insomma, un bel guaio. Ora, con questa potenza di fuoco in meno, mi puoi fare uno scenario proporzionale di morti in meno? E gli faccio un esempio dicendo con 10% in meno le armi ci sarebbero morti in meno, no? Certo. Scenario della riduzione proporzionale delle perdite umane. Cioè, cosa sarebbe accaduto se questa società non fosse mai esistita negli ultimi conflitti? Se questa società non esisteva, cosa accadeva di fatto? Morti stimati sarebbero stati 400.000 invece di 500.000. Si sarebbero salvate 100.000 vite in Ucraina. Perché? Perché abbiamo tolto questa società dalla terra e loro non riescono ad ammazzarsi bene. Striscia di Gaza, 3.500 persone morte in meno, il 10% dei morti in meno. Guerra in Yemen, 25% di morti in meno, quindi 94.000 persone si sarebbero salvate. Conflitti nel Sahel, Mali e Niger, 30% in meno, 4.500 persone ancora vive in questo momento. Perché ci sarebbero meno morti? Impossibilità di avanzata rapida. Senza ponti militari rinforzati e strade ad alta portata che costruisce questa società che abbiamo visto, che si chiama su internet www.leonardo, ma che in realtà è WeBuild, i mezzi pesanti resterebbero bloccati nel fango o in terreni impervi, la guerra diventerebbe più lenta e meno letale su larga scala. Meno precisione. Se i centri di comando e controllo non venissero costruiti in cemento armato speciale, i sistemi di intelligence sarebbero più vulnerabili e meno efficaci nel coordinare gli attacchi. Logistica del freddo e cibo. Molte delle infrastrutture logistiche servono a mantenere le truppe operative. Senza di esse molti eserciti non potrebbero sostenere lunghi periodi al fronte, forzando un ritiro o un cessate il fuoco. Insomma, smettono di ammazzarsi e devono tornare a casa a fare la merendina, il mottino. Assenza di basi dual use. In paesi come l'Arabia Saudita e gli USA, WeBuild costruisce alloggi e strutture per migliaia di soldati. Senza queste città militari, come fanno a giocare alla guerra? Quindi, in sintesi, cosa abbiamo scoperto quest'oggi? Che noi, se piassimo questa società, che si chiama WeBuild, ma che il sito recita www.leonardo.com/it, cioè Italia, se noi prendessimo tutti questi soldi di questa società e prendiamo tutti questi dipendenti e li mettiamo a lavorare nella costruzione di scuole e ospedali in Africa,
Non solo noi otterremmo un miglioramento nella vita in Africa, ma per il semplice fatto che questa società non esiste più, i morti in tutte le guerre del mondo calerebbero drasticamente. Quindi avremo un doppio bonus nel riconvertire, per usare un termine alla moda, la riconvertiamo, non è che la annichiliamo e la facciamo sparire dalla terra, perché su un giornale mica direbbero facciamo sparire Leonardo finalmente, mica direbbero ora sparisce Leonardo, no? Riconvertiamo Leonardo. E questo è il nuovo linguaggio, Orwell, 1983, 82, 84, tutti gli anni lo fanno, ora siamo nel 2026. Quindi noi riconvertiamo Leonardo, propongo questa riconversione di Leonardo, vogliamo raccogliere delle firme, raccogliamo delle firme in tutta Italia, ma in tutto il mondo, dove noi decidiamo di riconvertire Leonardo, cioè i dipendenti di Leonardo non vanno in mezzo alla strada. L'amministratore delegato di Leonardo diventerà amministratore delegato della società che costruisce le scuole in Sierra Leone. Si va a beccare un po' di 40 gradi sul collo sto amministratore delegato. Si va a mettere un po' in delle situazioni che non ha mai vissuto, perché lui sta nel suo castello con il maggiordomo che probabilmente è della Sierra Leone e che un giorno, quando il signor Webuild o il signor Leonardo si farà vecchio e avrà 95 anni e non riuscirà più a pulirsi il culo, sarà proprio quel signorino della Sierra Leone che glielo pulirà, che lui ha assunto come badante. Capito qual è il punto? Quindi questo signore che un giorno avrà 90 anni e che non potrà più pulirsi il sedere e che acquisterà una servitù della Sierra Leone e se la metterà nel suo palazzo italiano, nascosto nelle terre della Toscana, dove loro si costruiscono questi palazzoni come fanno i Rothschild, se li mettono in mezzo al nulla perché si devono nascondere dalla verità. Quindi Epstein si è comprato 100.000 isole, a noi ci dicono solo quella, ma in realtà sulla Terra ci stanno 20.000 isole che non stanno sull'Atlante, non ci stanno proprio sull'Atlante. Perché? Perché l'hanno detto a quelli che scrivono gli Atlanti, hanno detto voi non dovete mettere le nostre isole, se no ci vengono a beccare e ci danno gli schiaffetti dietro al collo. Quindi, che succede? Te lo spiego chiaramente, noi facciamo sparire questa società, no, sparire, riconvertire la società. Perché sto parlando come Torella? Non devo parlare come Torella. Quindi, parlo normalmente. Noi che facciamo? Pigliamo questi soldini e li facciamo diventare scuole, fiorellini, parchi, matite, penne per i bambini dell'Africa e li facciamo bere. Però questo amministratore delegato andrà a lavorare in Africa, va in Sierra Leone, si mette con la sua capannella là al sole e vive un attimo quelle realtà che ha vissuto la sua servitù per una vita e capisce un attimo che è inutile che metti una Ferrari in Sierra Leone, che lui si porta la sua Ferrari in Sierra Leone e la mette là a fianco alla capanna dove iniziano a costruire la scuola, ma è completamente inutile che tu c'hai quella Ferrari là a 40-50 gradi sotto al sole, ma non si accende nemmeno. Capisci che tutte le cose che tu hai acquistato in una vita intera, caro massone, di Finmeccanica, di Leonardo, di Webuild, tutti i soldi che tu hai speso in una vita, messi in una realtà terrestre, cioè in Africa, non hanno alcun senso, non parte manco la Ferrari. Il tuo Rolex fantastico, il tuo stupendo Rolex d'oro, ma salta in aria se lo poggi un attimo sulla sabbia di quei territori. Lo capisci un attimo? Ci stanno degli animali là che la notte ti prendono e ti mangiano proprio, caro amministratore delegato del CDA di Finmeccanica. Quindi ti invito a farti un bagno di umiltà, cospargerti di cenere il capo, dire sì, io fino ad oggi ho sbagliato, sto creando la morte su questa terra, la mia società sta dando supporto alle guerre e io faccio sempre più morti. Eppure l'intelligenza artificiale mi sta dicendo che se io non esistessi nelle ultime guerre ci sarebbero stati 1 milione di morti in meno, non 5. Quindi mi cospargo la testa di cenere, dico Dio ho sbagliato fino ad oggi, scusami, e riconverto Finmeccanica, Leonardo, come la volete chiamare, perché cambiano i nomi ogni secondo questi per non farsi riconvertire, e li riconvertiamo. Se loro non lo vogliono fare, glielo facciamo fare noi, perché siamo tanti noi, siamo più di loro.
questi qua che stanno dentro a questi posti, in questi castelli, sti qua, ma se li metti tutti, ma stanno insieme, saranno, ma sono 4.000 di loro, secondo me sono, manco. Quindi che facciamo? Gli diamo dei consigli a questi 4.000 e loro spontaneamente, dopo i nostri consigli, decideranno di riconvertirsi. Come si riconvertono? Questo WeBuild Leonardo, che vedete tutti questi soldini, cosa diventerà? Diventerà questo, cioè scuole, guarda qua, sanità, acqua e igiene, istruzione universale. Cioè queste persone che costruiscono armi in Italia, non costruiscono più le armi in Italia, si vendono queste infrastrutture, con quei soldi delle infrastrutture che vedete in questa schermata, noi costruiamo acquedotti, anzi non noi, loro, perché noi mandiamo loro sotto il sole a fare sti fatti. Gli è piaciuto a costruire la bombetta all'ombra, ti è piaciuto a costruire la mina antiuomo. Tu, Finmeccanica, hai costruito mine antiuomo per 100 anni, no? Hai fatto saltare le gambe ai bambini di tutto il mondo, ok? Ci stanno persone che ormai sono grandi e non hanno la gamba, ma che non ce l'hanno da quando avevano 4 anni, non è che l'hanno persa perché si sono fumate le sigarette. Quindi, che fai? Questi bambini non gli salteranno più le gambe, perché noi vendiamo Finmeccanica Leonardo, non esiste più Leonardo, quindi le persone avranno più gambe in futuro. Perché? Perché questa società italiana che ha costruito le mine antiuomo per 100 anni la convertiamo in delle società che costruiscono acqua, scuole, istruzione, benessere in Africa. Perché proprio in Africa? Perché è dall'Africa che vengono la servitù di questi massoni e quindi devono restituire quello che si sono rubati da loro, cioè la loro vita. Quindi, riassunto, amministratore delegato di Finmeccanica, WeBuild, Leonardo, come ti chiami? Che fai? Ti cospargi la testa di cenere, dici Dio ho sbagliato, ok? Ho fallito tutto fino ad oggi e voglio riconvertirmi in un'altra società. Ma lo farai spontaneamente tu, perché se non lo farai spontaneamente tu, lo farai spontaneamente tu, te lo assicuro, lo farai, caro amministratore delegato, lo farai, caro. Sì, quella Ferrari, che tu accendi oggi in garage, diventerà una scuola, lo sai? Lo sai? Non ci credi? Ti faccio vedere che è così. Non credi alle mie parole. Allora, ti assicuro che tu nel giro di un anno perderai tutto quello che hai, ma proprio tutto. Ma non è che lo perderai, si riconvertirà in scuole per i bambini poveri. Perché? Perché la tua società spontaneamente si converte in una società. Perché spontaneamente? Perché noi siamo più di te, capito? Noi siamo molto di più di quanto sei tu nel tuo CDA, con i tuoi elettori, i tuoi azionisti, quindi tu deciderai spontaneamente di farlo. Capito che regalo ti ho fatto oggi? Ti ho dato la salvezza. Ti ho dato la salvezza perché tu, decidendo di diventare povero come quelli della Sierra Leone, ma almeno hai fatto qualcosa per dimostrare che ti sei pentito. E ti do la salvezza. Come fossi Schindler List. Ti ricordi Schindler List quando fa io ti perdono? Però quello era uno sciroccato, quello stava tutto ubriaco. Io invece non sto ubriaco e non ti perdono comunque, però ti do la possibilità per te, per dire mi cospargo la testa di cenere. Che ne pensi, amministratore delegato, direttore di Finmeccanica, direttore di Leonardo? WeBuild, ti sto dando una possibilità per salvarti nella tua coscienza. Pensaci. Andiamo a vedere un attimo i tuoi numeri. Vediamo quanto guadagni ogni anno, dai. Vediamo un attimo quanto guadagni. Ok, 19,5 miliardi di euro di ricavi. Portafoglio ordini, cioè ti ordinano di costruire un bel bunker americano, ma 46,6 miliardi. Metti a lavorare 62.762 persone. Ma capi queste persone quante scuole ti costruiscono in Africa? Ma non sei contento che ti ho risolto tutto? Ti ho risolto tutto. Poi abbiamo pure scoperto che se tu non esisti ci sono 1 milione di morti in meno nelle guerre degli ultimi 10 anni. È tutto matematico, l'ha fatto un'intelligenza artificiale, non l'ho fatto io questo calcolo. Quindi ti ho dato la possibilità di salvarti. Che ne pensi? Guarda qua, ti ho salvato la vita oggi. E tu perderai tutto quello che hai in un anno. Sì, lo perdi, non lo perdi, si riconverte. Sono parole che avete inventato voi.
È il nuovo linguaggio alla Orwell. Non perderai la tua Ferrari, si riconvertirà in un rubinetto per i bambini dell'Africa. Ti ho salvato. Ah, mi devi portare una bella cosa di pasta, eh? Mi aspetto un regalino, ok? Senza stricnina però, eh? Raccomando. Un bacio a tutti. Buon divertimento. Senza stricnina. Mi raccomando, eh? Tanti io controllo. Già so.